Ah bem, buongiorno, buonasera a tutti. Io sono Stefano De Giovanni, faccio parte del gruppo Luxeriol, faccio musica occitana, se pas lo conoscete. Qui siamo a Saurat per un concerto, voilà, mi hanno demandato di fare un'intervista e io sono qui. Explique-moi, l'internaute verrà cos'è? Perché il y a des bars qui, come des bars, des supermercati qui sulla marca Occità? Questo è il primo cop che mi viene demandato, che diamo, ma sapevo già che tu ci mi viene demandato che diamo, questo bar con scritto Occità anche di sotto. E pas una causa politica, è una causa che avevo pensato, è partito come una causa grafico per il primo cop. Come grafismo perché non aggradavo e poi credo che si è collegato al concetto di globalizzazione. La globalizzazione era come lo code a baro, no? E tu ci pensi che la globalizzazione come la globalizzazione mondiale è una causa bella. Mi credo che la vera globalizzazione, quello dalla gente, dal mondo che si rincontra senza frontiere, sia la causa più bella del mondo. Il mondo senza frontiere forse è il mio fiume del mondo come l'Occitania. Allora per me la globalizzazione è l'Occitano también. Buonario che fosse l'Occitano la globalizzazione. Dans 21 livres nouvelles che vengono acabati di sortire, il y a una differenziazione entre la mondializzazione e la globalizzazione. Ne fai una tu da questa differenziazione? Mi sai, per me mondializzazione o globalizzazione, io credo che sia un cittadino del mondo, almeno me credo. Anche se me dico e sia occitano, ma fa parte del mondo, mi sento libero, proprio perché sono occitano, forse perché la mia nazione rende confini ben delimitati, come lo Stato francese, lo Stato italiano, gli altri stati del mondo, forse proprio per cui io mi sento proprio mondializzato, mi sento occitano e proprio spacco che vuoi dire lo code bar è lo simbolo esatto che vuol dire globalizzazione e per me lo code bar vuol dire occitania e vuol dire libertà. Din Stato francese facciamo una mescla entre la cittadinità e la nazionalità in causa di Ernest Renan, ben di dire il mot nation. E per un francese la nation è Francia e pas Occitania. A chi fa chiaramente una differenza tu? Mi dico l'Occitano è il mio mondo è l'Occitano e mi agradaria troppo di frontiera, forse mi aggrada un po' troppo pantagliare, forse bere carcare che gli fa, ma si faria. Il viaggio l'hai già di un bel po' di viaggi che l'Occitano è quel paese che gli fa, perché gli fa l'Occitania, è da dire. Però gli è tal corde, tu c'è che portano la nostra cruse, tu c'è che parlano la nostra lingua, è una cosa che gli è e gli è la cosa che mi aggrada. Sicuramente gli internauti intendono i messaggi del gruppo qui che sta in train di preparare il concerto di KCC. C'è mentre che fa Esplica ce che fa come musica tu un gruppo e che serve di portare nella musica e nella canzone, un messaggio e che messaggio? Beh, il nostro gruppo è forse d'anni che sono in Occitania, arrivando a svalare occitano d'Italia, in tre stati italiani e facendo musica occitano, voilà. Musica occitano rivisto, facendo un po' di musica occitano in clau ska, in clau rock, un po' punk. Lo che volevo portare un po' dal nostro son, un po' delle nostre idee, da quello che pensiamo, e curamente qua, il 15 anni ormai che sono in sbalato, in Occitania grande e viene a suonare in 15 anni abbiamo portato la nostra musica, la musica occitana, siamo partiti dalla musica occitana tradizionale e man mano abbiamo portato anche sentire ancora abbiamo 15-17 anni lo rock, lo ska, lo reggae, tutta la nostra musica, la musica dei nostri viei e ecco è svenuto l'Usseriol, voilà, la musica dell'Usseriol è sparita.